Lavoratori part-time EASU in protesta chiedono le stabilizzazioni entro il prossimo 31 dicembre. A Favara le audizioni dei vertici istituzionali della provincia di Agrigento, obiettivo contrastare cultura dell'indifferenza. Sono arrivate ieri sera a Porto Empedocle le 4 bare contenenti le salme dei naufraghi morti nel penultimo naufragio tra febbraio e marzo. Montevago le accoglie nel proprio cimitero. Nuova rubrica su Televideo Agrigento, parte sabato prossimo 1 aprile, mestiere artigiano, Agrigento terra di mestieri. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I dipendenti del comune di Porto Empedocle in protesta, sit-in dei lavoratori part-time EASU stamattina per tornare a invocare l'attenzione della politica regionale e nazionale sulla necessità di provvedere alle stabilizzazioni entro il prossimo 31 dicembre. Il nostro direttore Arturo Cantella. Ecco, sono stati diversi sindaci che sono passati qui all'amministrazione, il default è un ricordo, quindi perché non si fa questa stabilizzazione? Allora, diciamo che noi siamo arrivati nel momento giusto ma nel momento storico sbagliato, perché abbiamo pagato a Porto Empedocle il dissesto avvenuto 5 anni fa, ma questo non può essere una giustificazione, perché noi siamo precari a livello regionale dal 1988, perché è stato l'inizio di questo calvario, poi al comune di Porto Empedocle da 22 anni, perché noi i primi precari a Porto Empedocle con contratto di diritto privato sono arrivati nell'agosto del 2002. Quindi tutte le amministrazioni che si sono succedute, anche però con la connivenza dei governi nazionale e regionale, non hanno mai voluto affrontare il problema. Quindi ora noi ci siamo ritrovati in un cul-de-sac, cioè praticamente il comune di Porto Empedocle può stabilizzare in quanto non ha più personale a tempo indeterminato, quindi solo tutte le attività dell'ente vengono gestite dai precari. Però di contro, essendo che viene da un dissesto e deve ancora riequilibrare e fare dei rendiconti, per lo Stato e per le leggi in vigore non può stabilizzare perché deve dimostrare di essere uscita da questa situazione. Quindi noi ci troviamo in questo limbo e di questo limbo ne stiamo pagando. Ma quali sono le risposte dell'amministrazione attualmente? Voi sicuramente avete un dialogo con l'attuale sindaco Martello. Cosa c'è in pentola? Allora, con il sindaco Martello, devo dire, si è insediato quasi da 1 anno e mezzo, abbiamo subito iniziato a intavolare le trattative con i sindacati. Il problema qual è? Che ci fermiamo sempre all'ultimo step, cioè quello dell'approvazione dei rendiconti di bilancio, ma questo non può essere una scusa per l'amministrazione, perché in questo momento l'amministrazione non ha un ragioniere capo, non ha un ingegnere capo, non ha le figure apicali che possono sedersi ad un tavolo per snellire e accelerare queste procedure, e quindi noi praticamente ci rimbalziamo la palla e noi siamo stati costretti oggi a fare questo sit-in per far capire anche alla cittadinanza empedocrina che se ha i servizi in questo momento, che possono essere a singhiozzo o meno, ma comunque sono tutti garantiti, gli vengono garantiti da personale precario che rischia non seriamente, sicuramente che al 31 di dicembre... Avete pensato di sensibilizzare la prefettura? Esatto, sensibilizzeremo la prefettura anche tramite il sindaco. Noi abbiamo chiesto all'amministrazione, al sindaco, al segretario di costituirsi parte civile con noi e in prefettura segnalare che il problema diventerà serio, perché qui non si potrà garantire l'ordine pubblico perché i vigili urbani sono precari, non si potranno garantire servizi essenziali, stato civile, anagrafe, concessioni di permessi, cioè tutto verrà bloccato perché non c'è personale. Anche oggi le organizzazioni sindacali come la CGIL e la CISL sono in piazza accanto ai lavoratori per dare voce al loro malessere. Qua a Porto Empedocle ci ritroviamo ad avere dei lavoratori ancora senza un contratto, non solo a part-time, ma soprattutto senza un riconoscimento legittimo di un contratto che li tutela e li garantisce sino alla pensione. Quindi la nostra voce è ancora più forte, ancora più alta, per far sì che questo problema possa riuscire a trovare una soluzione, perché altrimenti la gente continuerà a sentirsi lavoratore, si continuerà a sentire lavoratrice di serie B, e questo non è possibile dopo 30 anni spesso di precariato. Si rivendica un diritto, e parliamo di diritto perché la stabilizzazione è un diritto dopo tutti questi anni di precariato. Parliamo dei lavoratori naturalmente tutti del comune, ASO e precari storici.
Perché è un diritto? È un diritto perché tu ci lavori, ci vivi, ci fai vivere le famiglie con tanti sacrifici e soprattutto con eccessivi carichi di lavoro. Pensate che questo comune fino a qualche anno fa constatava di circa 200 unità. Queste 200 unità lungo il percorso si sono ridotte al lumicino e chi sostiene le attività principalmente dell'amministrazione sono questi lavoratori, questi che chiedono la rivendicazione della stabilizzazione che è stata più volte promessa da parte di tutte le cordate politiche e quant'altro. Siamo in un ragionamento costruttivo, però il ragionamento costruttivo ci pone a delle condizioni di rabbia. Quali sono? Mancanza osservanza della tempistica, promesse non mantenute, ora vogliamo i fatti. Finalmente questi lavoratori hanno deciso di scendere in piazza per rivendicare il loro giusto. Sindaco, quali sono le risposte che l'amministrazione attiva darà o è in procinto di dare verso questi dipendenti che al momento stanno manifestando davanti al Comune? La manifestazione di oggi è sicuramente motivata da tutta una serie di difficoltà che in questi mesi abbiamo anche incontrato noi come amministrazione nel cercare di trovare una soluzione al loro problema, un problema che si trascina da anni e che oggi è uno dei momenti di manifestazione perché ormai i dipendenti di quest'ente, come in altri enti ormai rimasti pochi in provincia di Agrigento, che non trovano risposte ad una stabilizzazione. Noi abbiamo cercato fin dall'inizio di capire come era possibile stabilizzare i precari di questo comune, ma ci siamo scontrati con un muro di gomma perché nei diversi incontri avuti con i funzionari anche della regione siciliana, purtroppo in un comune in dissesto, finché non approviamo i rendiconti definitivi non possiamo procedere alla stabilizzazione. Avevamo noi, per accelerare i tempi, approvato il piano del fabbisogno del personale, però siamo fermi in una situazione di limbo che preoccupa i lavoratori e noi in particolare, anche perché nel corso degli anni questi lavoratori hanno dato e continuano a dare a questo comune grande linfa nello svolgimento delle loro funzioni, ma che oggi manifestano per un diritto che avrebbero dovuto acquisire già da tempo, ma che purtroppo nel corso degli anni, quando vi erano le condizioni per stabilizzarli, non si è fatto. Oggi, nonostante il nostro impegno, nonostante la volontà e le condizioni per stabilizzarli, ci troviamo, come ho detto poc'anzi, a scontrarci con un muro di gomma che è difficile da superare. Nondimeno avevamo fin dall'inizio del mio mandato cercato di alleviare queste difficoltà integrando l'orario fin dove era possibile a tutti i lavoratori di questo comune. Però la risposta che cercano i dipendenti in modo legittimo è quello di finalmente, dopo più di 20 anni, trovare una stabilizzazione e quindi alzarsi la mattina non pensando cosa succederà domani. Quindi il nostro impegno e la vicinanza ai lavoratori c'è e c'è stata fin dall'inizio. Cercheremo anche nei prossimi giorni, nei prossimi mesi di capire come è possibile addivenire ad una soluzione. La Commissione regionale antimafia a Favara, in corso le audizioni dei vertici istituzionali della provincia di Agrigento, obiettivo contrastare cultura dell'indifferenza. Giuseppe Moscato. La Commissione regionale antimafia questa mattina a Favara per una serie di audizioni programmate, come succede anche in altre parti della Sicilia, per sentire gli agenti del territorio. Il presidente Cracolici, il vicepresidente Lavardera e tutti i componenti della Commissione sono arrivati questa mattina al Palazzo di Città in piazza Cavour a Favara per iniziare le audizioni. Ad essere sentiti i vertici della direzione distrettuale antimafia, della direzione investigativa antimafia, della Procura della Repubblica di Agrigento, oltre naturalmente al prefetto e ai vertici delle forze dell'ordine. Nel pomeriggio toccherà anche ai sindaci, ai 43 sindaci della provincia di Agrigento, parlare con la Commissione antimafia, evidenziare quelle che sono le peculiarità del territorio, ma anche quelle che sono le esigenze relativamente all'ordine pubblico e al vivere civile. Noi abbiamo
hanno sentito proprio il Presidente e il Vicepresidente. Ascoltiamoli. Io credo che le istituzioni stanno reagendo, nel senso che oggi affrontiamo il tema della lotta alla mafia consapevoli che lo Stato sta vincendo. I mafiosi in buona parte sono in galera. I mafiosi sanno che potranno andare in galera anche con strumenti duri come il carcere duro, con le confische che è il loro vero terrore dei loro patrimoni, ma noi abbiamo il dovere di introdurre argini a fenomeni di penetrazione nei confronti delle istituzioni e soprattutto promuovere quella coscienza civile che tenga alta l'attenzione nei confronti della lotta alla mafia. La Commissione Antimafia in queste settimane sta girando per le province della Sicilia. L'obiettivo è quello di intanto ascoltare i territori, ascoltare le prefetture, ascoltare i vertici delle forze dell'ordine, chi ogni giorno lavora per affermare lo Stato di diritto. Oggi qui abbiamo scelto Favara, nella provincia di Agrigento. La cosa interessante è che ascolteremo anche tutti i sindaci della provincia, perché la Commissione regionale antimafia ha l'obiettivo di ascoltare chi ogni giorno è qui, chi ogni giorno affronta tematiche importanti, compreso anche le vostre dirette, quello della questione idrica. Stiamo per entrare, quindi ascolteremo con grande attenzione quello che sarà il rendiconto della prefettura, che sicuramente sta facendo un lavoro di grande attenzione. Ovviamente lo Stato c'è in questi territori, c'è e quando ci saranno qualsiasi tipo di situazione lo Stato interviene sempre, puntuale. La scelta di Favara è casuale, voluta, dovuta a che cosa? La scelta di Favara sarà fatta in concerto con la prefettura per dare un segnale importante, un territorio che è stato senza ombra di dubbio complicato, difficile, un territorio dove a volte ci sono stati anche fatti criminali, e quindi la scelta di dire lo Stato oggi viene qui a Favara con la provincia di Agrigento è un segnale per dire che sicuramente l'attenzione è massima, attenzione però a fare una generalizzazione, perché ci sono tanti cittadini onesti, anzi la maggior parte dei cittadini onesti, quelle poche mele marce sanno che ovviamente lo Stato non resterà a guardare, e quindi siamo qui anche per questo. Noi è un onore ospitare la Commissione Antimafia e le audizioni provinciali. È un segno di vicinanza alla nostra città per come abbiamo chiesto nei mesi, e penso anche un riconoscimento al lavoro che ad oggi è stato fatto contro la corruzione e a favore della trasparenza nel nostro ente. Per noi è un atto importante che ribadiremo in tutte le sedi. La vicinanza delle istituzioni in un clima come quello che odierno nelle nostre realtà per noi è qualcosa di fondamentale. Siamo orgogliosi di questo, ma pensiamo pure che sia, diciamo così, un premio o un riconoscimento all'enorme lavoro che si è fatto in questi mesi. Favara ha bisogno di guarire. Favara ha bisogno soprattutto della vicinanza delle istituzioni, perché se si fanno sacrifici per cercare di portare avanti alcune tematiche come, ripeto, la trasparenza, la lotta alla mafia, contro la corruzione, queste battaglie, queste lotte, questi sacrifici si fanno solo se si ha la vicinanza delle istituzioni, e questo per noi è importante. Proseguono le indagini dei carabinieri di Favara insieme ai colleghi del comando provinciale di Agrigento per fare luce sulla lite in via Palermo sfociata in sparatoria. Il 29enne è rimasto ferito ad una mano. Giovanni Scarabeo è stato trasferito dall'ospedale di Agrigento a quello di Caltanissetta, dove probabilmente sarà sottoposto a un intervento chirurgico. La ferita d'arma da fuoco gli avrebbe provocato la perdita della sensibilità di 3 dita della mano. Intanto si attendono i risultati dell'esame stab effettuato su Niccolò Presti e Pietro Amato. Entrambi erano presenti al momento della lite. Presti, secondo una prima ricostruzione, sarebbe la persona che ha litigato con Scarabeo. Alcune perquisizioni effettuate dai carabinieri hanno permesso di rinvenire della cocaina a casa del primo. Nel domicilio di Amato sarebbe invece stato sequestrato un proiettile compatibile con quello esploso durante la lite. L'accertamento su eventuali presenze di polvere da sparo potrebbe fornire elementi investigativi utili e decisivi. Torniamo a parlare del 20enne pestato con spranghe, calci e pugni ad Adrano. 4 gli arrestati per tentato omicidio. Tutte le persone coinvolte nell'aggressione, compresa la vittima, non hanno fornito elementi utili per risalire alle motivazioni dell'agguato. Vediamo. Purtroppo lei ci raccontava che non si tratta di un singolo episodio. Sì, ma è stato capitato anche molte volte, perché sono ragazzi
un pochettino più così e vanno facendo danni in giro, sono conosciuti da tutti e non è stata solo la prima volta. Ci racconta cosa è successo quella sera, quel pomeriggio? Sì, praticamente il ragazzo era per i fatti suoi, per conto suo, questo pugno di ragazzi, non so come descriverli, lo hanno accerchiato aggredendolo e lui, giustamente questo ragazzo, si è ritirato a casa. Un padre che vede ritirare in queste condizioni a suo figlio, giustamente è da tutti che cerca di fare qualcosa e cercandosi la propria giustizia è successo tutto questo. Io voglio mandare un forte assegno al sindaco, sia al sindaco che ai carabinieri e a tutta l'amministrazione di Adrano, perché il ragazzo aveva ragione, dalla parte della ragione se n'è andata al torto, perché suo padre l'ha difeso, ma non per altro, perché il ragazzo, lui aveva ragione ed è stato aggredito. Ma che cosa è successo? Perché si è arrivati a questa aggressione? Non lo so precisamente, solo per un vitolo sguardo cosa è anche passato, c'era anche qualcosa passato. Qualche ragazzo e mezzo? No, ragazza non lo so, però anche per qualche occhiata di male, non so, qualcosa così. Quindi un gruppo che probabilmente si prende le questioni. Che forse si indagano meglio e meglio, perché quel ragazzo aveva solo ragione, poi dalla ragione se ne sono andati in torto, ma tutti i giorni questa situazione si sa che è una situazione di tutti i giorni. Il sindaco lo sa chi sono i ragazzi, come sono combinati in paese, purtroppo è l'amministrazione che non fa niente. Senta, lei è un giovane, ha paura che queste persone possano anche accanirsi contro ragazzi della sua età, anche con lei? Certo, ma io lancio un forte segnale perché non può capitare sempre, spesso, ripetutamente. Un ragazzo che va incontrato per strada, un ragazzo bravo e va aggredito così, non possiamo andare così, perché forse è andata bene così, ma se trovava qualche altro padre possibilmente li ammazzava in diverso modo. Forse gli è andata anche bene a questi ragazzi, che ha trovato solo uno il padre, perché se era mio padre faceva diversamente, essendo vedeva ritirare un figlio in queste condizioni, perché era in condizioni pietose. L'hanno combinato mezzo vivo e mezzo morto. Ha saputo che cosa ha riportato questo ragazzo? Sì, taglia alla faccia di lame, un bel danno, con qualche costa rotta. Lui non ha fatto né denuncia né niente il ragazzo, perché sono anche persone per bene. Il padre, vedendo ritirarsi un figlio così, in questa maniera da casa, l'ha andato a cercare per vedere di risolvere qualcosa, perché se lo trovava un'altra volta gli potrebbero alzare le mani, ed è finito poi che hanno preso anche di sopra, il padre ha reagito perché gli volevano alzare un'altra volta le mani. Quindi inutile, è una cosa spessa e continua. Sindaco, un grave episodio, abbiamo sentito alcuni residenti, alcuni giovani ci hanno detto che questo gruppo pare fosse già noto alle forze dell'ordine. E le forze dell'ordine con assoluta tempestività sono intervenuti nell'immediatezza dei fatti e hanno appunto assicurato alla giustizia quello che era giusto fare. Mi dispiace che chi ha subito l'aggressione, piuttosto che denunciare all'autorità giudiziaria, ha pensato bene di vendicarsi da soli. Questo non è modo assolutamente da condannare, ma questo territorio è assolutamente attenzionato dalle forze dell'ordine in maniera puntuale, un monitoraggio assolutamente fermo su quelli che sono gli episodi violenti. Siamo in una situazione di decrescenza e non di aumento della criminalità organizzata, ma rispetto a questo l'attenzione deve essere sempre al massimo e quindi io li ringrazio appunto per la tempestività, per come hanno affrontato la situazione. Lei parlava di controllo del territorio, la riprova ne è che proprio grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile arrivare agli autori o comunque ai protagonisti di questa brutta storia. Non solo, anche all'attività di prevenzione, perché l'intervento c'è stato e si è individuato il luogo dell'aggressione grazie a delle indagini che naturalmente i carabinieri in questo caso, qui operano sia i carabinieri che la Polizia di Stato, hanno già fatto preventivamente e poi con la telecamera hanno confermato quanto è emerso dalle loro indagini. È stata eseguita nell'obitorio dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento l'autopsia su Davide Licata, 12 anni, di Favara, morto lo scorso 21 marzo a causa di un improvviso malore nella palestra della scuola Guarino a Favara durante un allenamento di pallacanestro. L'inchiesta è coordinata dal procuratore reggente Salvatore Velle e dal pubblico ministero Giulia Sbocchia. L'esame autoptico è stato eseguito dal medico legale Alberto Alongi e dall'anatomopatologo Emiliano Maresi.
paesi. L'esito sarà consegnato entro 60 giorni. La procura ha disposto il dissequestro della salma, che è stata restituita ai familiari. I funerali oggi, giovedì 30 marzo alle ore 16 nella chiesa Santi Pietro e Paolo a Favara. Lutto cittadino proclamato dal sindaco Antonio Palumbo. Sono arrivate ieri sera a Porto Empedocle le 4 bare contenenti le salme dei naufraghi morti nel penultimo naufragio tra febbraio e marzo. Di questi solo uno è stato identificato, si tratta di un ivoriano, mentre gli altri 3 si sa solo che erano 2 uomini e una donna. Arturo Cantella. Sono arrivate ieri sera a Porto Empedocle le 4 bari contenenti le salme dei naufraghi morti nel doppio naufragio di venerdì in zona Zar Maltese. Dal porto del centro agrigentino saranno trasferite a Montevago, dove saranno tumulate secondo l'accordo con la prefettura di Agrigento, e saranno anche altre 9 i corpi che arriveranno a breve nel porto marinario, come annunciato dallo stesso prefetto Maria Rita Cocciufa, trovate nella nottata di ieri. Il prefetto, visibilmente commosso, ha posto dei fiori sulle bare, quindi la cerimonia del rito musulmano alla presenza delle massime autorità civili e militari. Questa sera arriveranno 4 feretri, di cui 3 non identificati. Purtroppo sono corpi che sono stati trovati probabilmente vittime di naufragi un po' datati nel tempo, e uno invece è un cittadino ivoriano che è stato identificato. È quasi un rito, purtroppo diventato, nessuno di noi vorrebbe chiamarlo così, però è un momento che insomma io continuo a ritenere importante, almeno dare una degna sepoltura a queste persone. In questo devo dire che ringrazio tanti sindaci. Oggi il sindaco di Montevago, che ha dato la disponibilità per 4 posti, ma devo dire tanti sindaci, io me li sto trovando veramente molto vicini in questa circostanza. Ne avremo altri purtroppo da trasferire, ci sono altre 9 salme a Lampedusa, 8 le vittime del recente naufragio, più un corpo recuperato stamattina. È questa legge terribile del mare che purtroppo non perdona, quindi noi poi qui la viviamo in maniera molto forte, inutile dirlo. Questa è zona di frontiera, ci si dovrebbe abituare a queste cose, ma vi assicuro che non è assolutamente semplice. Comunque grazie sempre per quello che fate, perché anche tenere alta l'attenzione su questi temi e devo dire nella gran parte dei casi in maniera anche molto corretta, con molta, diciamo, anche con sobrietà e anche un po' in punta di piedi, io credo che ci aiuta a fare un lavoro di cui magari pochi si accorgono, ma vi assicuro che è un lavoro quotidiano e assolutamente senza tregua. Almeno questa è la mia esperienza di questa mia permanenza ad Agrigento, però lo facciamo, io e i miei collaboratori, che ringrazio, lo facciamo sempre con grande spirito anche di umanità. Queste persone sfortunate che vanno in cerca di una vita migliore e trovano la morte, quindi io credo che questa cosa sia molto triste veramente. Il prefetto cercava la disponibilità, mi ha mandato un messaggio e ovviamente ho detto sì, avendo la possibilità, peraltro ho detto per tutte e 4 le salme che stanno arrivando da Lampedusa, quindi attendo che arrivino e poi li porterò al cimitero di Montevago, dove poi procederemo per la sepoltura. Non è la prima volta che ci rendiamo disponibili per questo triste momento, però siamo qua. Sono di Matteo Messina Denaro le lettere ricevute da Tonino Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano. I dettagli nel servizio. Nel carteggio con l'ex sindaco di Castelvetrano, Antonino Vaccarino, scriveva davvero Matteo Messina Denaro, lo ha accertato la criminalista Katia Sartori, incaricata dalla moglie dell'ex sindaco, oggi deceduto. Il perito ha comparato la calligrafia delle lettere con 5 diversi documenti inviati dal capomafia a Vaccarino, alla sorella Rosalia, recentemente arrestata, e al boss di San Lorenzo, Salvatore Lo Piccolo.
Gli avvocati Baldassare Lauria e Giovanna Angelo ritengono che siano stati superati per sempre i dubbi sollevati via via negli anni, a cominciare proprio dalle ipotesi che Messina Denaro si servisse di qualcuno che scrivesse al suo posto. I contrassegni particolari riscontrati analogamente in tutti i documenti analizzati, si legge nelle conclusioni della consulenza, sono caratteristici dei singoli individui. A differenza dei connotati salienti, sono personali e riconducibili a un particolare soggetto e solo allo stesso riferibili. Gli avvocati Lauria e Giovanna Angelo, ex difensori di Vaccarino, partendo dall'ipotesi spesso avanzata che l'allora latitante si servisse di un'altra persona per la sua corrispondenza a seguito dell'esito delle conclusioni della consulenza, ritengono dunque, e come si apprende dagli organi di stampa, assolutamente inverosimile che il superboss Messina Denaro avesse bisogno di qualcuno che scrivesse al suo posto persino per le lettere inviate dallo stesso ai suoi familiari. Una consulenza tecnica richiesta dalla magistratura in passato aveva comunque escluso la riferibilità a Matteo Messina Denaro delle missive inviate ad Antonio Vaccarino durante il periodo in cui quest'ultimo collaborava con il SISDE al fine di arrivare alla cattura del latitante, dicono i legali. Oggi, con la comparazione di più scritti inviati a più soggetti, affermano ancora gli avvocati Lauria e Angelo, possiamo escludere che a Vaccarino scrivesse in realtà una persona diversa. Questo ci permette di poter scardinare le teorie complottiste e le fantasie di presunti testimoni. Mestiere artigiano, Agrigento, terra di mestieri, una nuova rubrica in onda su TVA ogni sabato dopo tutti i TG, voluta fortemente da Confartigianato Imprese Agrigento con in testa Gian Onofrio Pagliarulo. Il servizio di Margherita Trupiano. Un nuovo format TV per promuovere le imprese artigiane del territorio su Televideo Agrigento si intitola Mestiere Artigiano ed è prodotto da Confartigianato Imprese Agrigento. Andrà in onda ogni sabato dopo i TG di TVA a partire dal 1° di aprile. Si tratta di una nuova rubrica il cui sottotitolo Agrigento Terra di Mestieri rende bene l'idea dei temi che verranno trattati nelle singole puntate. Sarà un viaggio nelle varie località alla scoperta di micro e piccole imprese artigianali che operano nei loro territori con passione e orgoglio e che fanno dei loro prodotti eccellenze agrigentine. Da Sciacca a Cammarata, da Agrigento a Porto Empedocle, Mestiere Artigiano andrà alla ricerca di quelle eccellenze poco conosciute. Il format proporrà settimanalmente la visita ad un'impresa artigiana e collateralmente ospiterà in collegamento vari personaggi più o meno noti, tutti comunque legati sempre al mondo dell'imprenditoria, che risponderanno alle domande dello studio e analizzeranno di volta in volta i vari aspetti del mondo artigianale. A volere fortemente il format televisivo è stato il presidente provinciale di Confartigianato Imprese, Gian Onofrio Pagliarulo, che presenterà l'iniziativa e anticiperà i temi trattati nelle varie puntate, spiegando le finalità di questa nuova rubrica televisiva realizzata in collaborazione con Televideo Agrigento. Ho cercato di raccontare 10 storie. 10 storie di successo di artigiani e di piccole imprese del territorio, e il format dura 10 minuti. È abbastanza innovativo perché è praticamente diviso in 2 parti. La prima parte in cui si racconta la storia imprenditoriale, non l'azienda o i prodotti, ma proprio la storia dell'imprenditore, perché la cosa più interessante è quella. E poi una seconda parte in cui facciamo prendendo spunto dalla storia raccontata, facciamo delle interviste, 2 domande poniamo, e abbiamo scelto anche degli interlocutori che sono degli esperti del settore a livello nazionale, proprio per significare come
le aziende del territorio sono in connessione con il resto del paese, perché alcune volte sembra che siamo Agrigento, passa un po' per essere troppa periferia, cioè sembra il Burundi. E quindi noi abbiamo cercato di mettere in risalto questo, proprio per far vedere come in fondo le problematiche raccontate da questi imprenditori sono poi comuni in tutto il resto del paese. Sono storie veramente molto interessanti, alcune veramente storiche, perché secondo me anche noi siamo rimasti diciamo abbastanza colpiti da quante generazioni si sono tramandate. E poi altro invece, una cosa interessante sono i giovani. Guardate, noi parliamo spesso dei cervelli in fuga. Io sono uno che per lavoro però giro parecchio e vi posso garantire che dovunque ho trovato italiani che poi non hanno avuto grande fortuna. Di quelli che ho trovato il 10% hanno avuto fortuna, il 90% fanno i camerieri a Londra, li avrebbero potuti fare qui in Italia. E invece ci sono dei giovani qui in provincia che si stanno reinventando, innovando completamente. Per esempio noi raccontiamo la storia di fotografi che hanno creato un'app e praticamente ora hanno 9.000 clienti fotografi in Europa e 42 milioni di fotografie, gestiscono 42 milioni di fotografie. Questo è un dato al 31/12. Sono di Agrigento, non li conosce nessuno. Il nostro obiettivo sono esattamente due. Il primo è stimolare un po' la società civile agrigentina a conoscere di più la propria provincia, quindi andando anche in giro a conoscere queste aziende. E poi il secondo invece è stimolare gli imprenditori a raccontare se stessi, perché c'è anche un problema in questo senso, no? Molti che si preoccupano di raccontare, hanno paura a raccontare le proprie esperienze. Questo è un problema che bisogna superare. Il programma andrà in onda ogni sabato, ricordiamo, al termine di ogni edizione del telegiornale di Televideo Agrigento sul canale 92. In Sicilia le puntate potranno essere seguite anche in streaming su www.televideoagrigento.tv. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. In Sicilia nasce il registro della biodiversità dei vigneti, un albero genealogico che esalta le produzioni del territorio. Arturo Cantella. In agricoltura nasce il registro delle biodiversità dei vigneti. L'assessore San Martino afferma come bisogna valorizzare le identità autoctone. I risultati del progetto Valorizzazione del germoplasta vitivinicolo ha visto interagire la Regione Siciliana attraverso il Dipartimento Agricoltura e il Viveo regionale Palse con la Facoltà Agraria dell'Università di Palermo, il Consorzio Tutela Vini DOC Sicilia insieme ad alcuni vivaisti privati. Un albero genealogico dei vini siciliani è un registro che potrà essere utilizzato da tutti i viticoltori dell'isola per esaltare le biodiversità delle produzioni. Le aziende siciliane avranno inoltre la possibilità di acquistare materiale certificato di varietà autoctone dai vivaisti locali. In un anno sono stati costituiti diversi impianti riproduttivi delle viti con materiale iniziale sottoposto preventivamente a un test di laboratorio al fine di accertare la purezza delle varietà e l'assenza di virus. Le barbatelle prodotte sono state utilizzate nel secondo anno del progetto per la costituzione di 2 campi di piante madri di categoria iniziale situati nell'agro di Petrosino. All'Università di Palermo per valutare i risultati di uno straordinario lavoro della comunità scientifica dell'Ateneo di Palermo insieme al Dipartimento regionale e al Consorzio di Tutela DOC Sicilia, per valutare quello che è il patrimonio che oggi, grazie a uno studio portato avanti in questi anni dal Dipartimento, mette al centro l'albero genealogico dei vini siciliani e quindi dà un registro che potrà essere utilizzato da tutti i viticoltori siciliani per esaltare
ascoltare la biodiversità delle produzioni dei nostri territori. Un registro che mette la storia e la tradizione di chi prima di noi ha lavorato per la valorizzazione di un prodotto che oggi è ben posizionato sui mercati nazionali, ma che consentirà, anche grazie alle nuove tecnologie, di posizionare il nostro vino siciliano sempre più in alto per fare sì che la biodiversità diventi al centro dell'attrattività dei mercati del vino siciliano. Casos i Sicili, una notte gratis per chi rimane in Sicilia almeno 3 giorni, ma la campagna per rilanciare il turismo nell'isola dopo la pandemia sarebbe stata un flop. I grillini dell'Ars oggi in conferenza stampa parlano di clamorosi sviluppi sulla vicenda. Pronto esposto alla Corte dei Conti. Vediamo. Ma stiamo parlando di circa 75 milioni di euro destinati al turismo, dovevano servire per agevolare i flussi turistici nella nostra regione, far arrivare più italiani, stranieri, turisti nella nostra regione. Invece i voucher utilizzati per il pernottamento hanno percentuali ridicole, il 13-14%, e invece è stato speso gran parte delle risorse solamente per la comunicazione, una campagna pubblicitaria che è costata milioni e milioni di euro e che non ha prodotto quello per il motivo per il quale è stata immaginata. Quindi un fallimento totale della procedura, ma gli elementi che oggi aggiungeremo davanti a voi in conferenza stampa riguardano le violazioni che sono state commesse nelle procedure, violazione del codice degli appalti, mancanza di trasparenza, assenza totale di un piano di comunicazione e tutta una serie di criticità che sono state sollevate dall'audit, cioè da coloro che fanno i controlli, e che hanno tagliato milioni di euro nella spesa dei fondi europei proprio perché ci sono questi errori, criticità, violazioni del codice degli appalti che non potevano essere in alcun modo giustificate. Ma quali sono queste criticità? Ma come vi dicevo, per la maggior parte facciamo di evidenti violazioni del codice degli appalti. Sono state assegnate delle risorse senza le procedure che invece sono previste dal codice, e poi, come se non bastasse, un'assenza totale di un piano di comunicazione. Schifani dovrebbe ritirare, secondo voi, la delega all'assessore Amata? Questo è un vero preavviso di sfratto per quanto ci riguarda nei confronti proprio del gruppo Forza Fratelli d'Italia da quell'assessorato, l'assessorato al turismo. È evidente che c'è qualche cosa che non va e in ogni caso io credo che ai siciliani sia dovuta trasparenza e serenità, quindi anche a prescindere da quello che sarà poi l'esito materiale dei procedimenti probabilmente nasceranno in seguito a questa denuncia politica che stiamo facendo. Io credo che sia un atto di correttezza, di lealtà e di trasparenza nei confronti dei siciliani assegnare quell'assessorato a una forza politica diversa. L'attività ispettiva è sacrosanta ed è una delle principali attività che un deputato regionale di minoranza, di opposizione, ma non solo, deve fare nel rispetto dei siciliani per il controllo del governo e delle azioni del governo regionale. Auspico che siano in tanti a fare questo tipo di attività e ringrazio il collega Sunzeri per l'attività svolta, e non ci devono essere le benché minime velate minacce di dimissioni o altro in un'attività fondamentale. Casolare conteso a Cinisi, resta al comune ma pagando 70.000 euro agli eredi del boss Badalamenti. I dettagli nel servizio. Il Comune di Cinisi e l'Agenzia per i beni confiscati restituiscano per equivalente poco più di 71.000 euro in modo da poter restare in possesso del casolare di Contrada Oliveto a Cinisi, inserito per errore nel 2014 tra i beni confiscati al boss Gaetano Badalamenti e che appartiene senza alcun dubbio ai suoi eredi, ai quali infatti con una sentenza era stato formalmente restituito. E questa è la soluzione che hanno trovato i giudici per l'immobile conteso, attorno al quale l'anno scorso si erano persino scatenate diverse polemiche. Il casolare, che mai aveva fatto parte del patrimonio tolto al mafioso sin dal 1992, era stato poi improvvisamente inserito nella lista 9 anni fa. Uno dei figli del boss, Leonardo Badalamenti, aveva così chiesto la correzione dell'errore in quanto, come accertato, l'immobile era una donazione della sorella al boss e non era stato quindi acquisito con proventi illeciti. Nel 2020 i giudici avevano accolto la richiesta e disposto la restituzione del bene. Il comune di Cinisi, tuttavia, si era rifiutato, aveva investito oltre 400.000 euro per ristrutturarlo e sosteneva di aver svolto attività sociali e istituzionali sin dal 2010, tra cui anche la valorizzazione della razza bovina cinisara.
Ma non solo. Nel 2021, quando quindi era già chiaro che il casolare doveva tornare ai badalamenti, il sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo, aveva deciso di avviare una collaborazione con Casa Memoria, Felicio Impastato, consegnando le chiavi a Luisa Impastato, la nipote del giornalista Peppino Impastato, assassinato proprio per volere di Dontano il 9 maggio del 1978. Proprio il comune di Cinisi e l'Agenzia per i beni confiscati avevano chiesto la restituzione per equivalente ai giudici, ovvero di poter tenere il casolare pagandone eventualmente il valore ai reali proprietari, istanza alla quale si è opposto lo stesso Leonardo Badalamenti, difeso dagli avvocati Baldassare Lauria e Antonino Gangi. Il secondogenito, incensurato del mafioso, voleva indietro l'immobile anche per una questione di principio, ritenendo che nei suoi confronti non si fosse agito con trasparenza e che comunque non fosse mai stato utilizzato per finalità sociali. La corte, presieduta da Vincenzo Terranova, ha deciso così di accogliere la richiesta del comune e dell'agenzia e Badalamenti preannuncia già il ricorso in appello. La corte ritiene che, si legge infatti nell'ordinanza, l'istituto della restituzione per equivalente dei beni confiscati possa applicarsi al caso di specie, che vada perseguendo e realizzando quelle specifiche finalità per cui il bene è stato assegnato, tassativamente indicate dal legislatore, per finalità istituzionali, sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico. E secondo la Corte d'Assise, che si è affidata ad un perito, le finalità per cui il bene tolto illegittimamente ai badalamenti sarebbero state effettivamente sociali e istituzionali. Il primo atto risale al 20 ottobre 2011 con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa con associazioni di categoria per la gestione del casolare da adibire a centro culturale e centro per il consorzio di tutela della razza bovina cinisara. Poi, dal 2012 al 2014, il casolare sarebbe stato usato durante le feste di Natale per un presepe vivente. In seguito ai lavori di ristrutturazione fino al 2018 non era stato più utilizzato. Quell'anno era stato concesso in comodato d'uso al GAL Golfo di Castellammare. Dopo 3 anni, nel 2021, quando però già i giudici avevano sancito la restituzione ai badalamenti, il comune di Cinisi aveva avviato la collaborazione con la Onlus Casa Memoria per 10 anni. Infine, il 28 aprile scorso si è tenuto nel casolare un evento dal titolo Il valore etico e culturale del riutilizzo dei beni confiscati alle mafie. Secondo i giudici è possibile ritenere che vi sia una prova effettiva della destinazione dell'immobile a finalità istituzionali e sociali, senza contare che, al fine di rendere ancora più funzionale il bene, destinandolo a scopi di interesse pubblico, nel 2015 il comune di Cinisi ha iniziato e completato la ristrutturazione del fabbricato grazie ai fondi del GAL, quindi non può dubitarsi che la restituzione dell'immobile agli eredi badalamenti pregiudicherebbe l'interesse pubblico perseguito attraverso l'impiego per oltre un decennio di uno spazio aperto a tutta la comunità, tanto più che per la ristrutturazione sono stati impiegati ingenti fondi di provenienza pubblica. Violenza di genere e maltrattante, incontro di sensibilizzazione e prevenzione all'Istituto Fermi. Arturo Cantella. Oggi un'interessante iniziativa, la serie continua nelle scuole, il vostro impegno, l'ufficio dell'UEPE per dare quelle nozioni importanti agli studenti. Si parla di violenza di genere e non bisogna mai terminare di parlarne, ovviamente. Sì, noi abbiamo puntato molto su questa giornata di informazione, ma soprattutto di sensibilizzazione nei confronti dei ragazzi, soprattutto che frequentano le scuole superiori, quindi sono già in un'età matura per poter comprendere anche le responsabilità che hanno nei confronti anche della società civile. Il nostro intervento si inserisce all'interno di un percorso, di un progetto che ormai è da 3 anni che portiamo avanti, ma sta diventando più un'azione di sistema all'interno dell'ufficio che dirigo, proprio perché va al di là ormai del tempo del progetto e sta diventando appunto un'azione di sistema. Un'azione di sistema che vogliamo portare avanti ormai da qui in poi, quindi sganciandoci proprio dalle logiche progettuali. Abbiamo organizzato tutto un apparato organizzativo che ci consente di fare questo, e il nostro obiettivo è, oltre che lavorare prevalentemente
prevalentemente sui soggetti autori di reati di maltrattamento o di violenza di genere, anche un'azione di prevenzione e di sensibilizzazione verso gli attori del territorio. Non a caso abbiamo individuato già negli ultimi 2 anni le fasce giovanili, proprio perché per noi rappresentano quelle più bisognose di prendere consapevolezza su quelli che sono diciamo, i problemi reali legati al mondo della violenza o comunque dei rapporti sociali. È un investimento che noi facciamo coscienti appunto della responsabilità che ci viene data anche dai nostri mandati istituzionali di partecipare all'attività pubblica, territoriale, non solamente limitarci a quella istituzionale e quindi andare a aprirci proprio sul territorio. È una giornata significativa, gli anni passati l'abbiamo fatta in altre realtà scolastiche e vediamo che la disponibilità data dai dirigenti scolastici, dal corpo docenti ma anche dai ragazzi è veramente intensa. Sono già ragazzi maturi per poter affrontare il problema e collaborare con noi per rendere veramente un cambio culturale significativo diciamo nella nostra società, per cui noi investiamo molto su questo e speriamo che possiamo anche andare avanti in questo settore. Oggi dedichiamo questa giornata ancora una volta alla violenza di genere e maltrattante, un tema a noi molto caro, perché la scuola appunto è sensibile a qualsiasi problematica, in maniera particolare a tutte le forme di violenza che si vengono a presentare, e quindi è necessario sempre creare una perfetta alleanza con gli attori del territorio. È per questo che abbiamo ospiti qui oggi, stamattina, con i ragazzi, la dottoressa Miraglia dell'ufficio esecuzione penale esterna di Agrigento. Nell'ambito di questa giornata infatti si inserisce nelle attività di sensibilizzazione delle scuole previste nel progetto Non curarti di me, curati tu, proprio perché vogliamo affrontare il problema della violenza di genere maltrattante in tutte le sue sfaccettature. È un problema purtroppo ancora molto attuale che tocca tutti e in maniera particolare vogliamo proprio sensibilizzare i ragazzi nell'avere coscienza dei propri comportamenti, quindi mirare soprattutto a creare la cultura del rispetto dell'altro ed eliminare qualsiasi comportamento che possa appunto favorire la violenza di genere, quindi creare dei veri e propri percorsi di sensibilizzazione, di cambiamento dei propri comportamenti nell'ottica di un miglioramento e di responsabilizzazione, e questo possiamo soltanto farlo appunto con l'aiuto di tutti gli attori del territorio. Quindi noi siamo ben lieti di ospitare la dottoressa Miraglia, la dottoressa Sedio, con i quali cercheremo di creare un vero e proprio laboratorio con gli studenti su questa tematica. Sospesa la chiusura del ponte sul torrente Mela dopo la protesta dei sindaci di Milazzo e Barcellona. Vediamo. L'assessorato regionale alle infrastrutture, accogliendo la richiesta dei sindaci di Milazzo e di Barcellona Pozzo di Gotto e del deputato Pino Galluzzo, ha chiesto al Genio Civile la sospensione dell'ordinanza di chiusura già da oggi del ponte sul torrente Mela che collega Milazzo e Barcellona, uno stop finalizzato a trovare una soluzione alternativa all'interruzione del transito a tempo indeterminato che avrebbe creato gravissimi disagi alle due comunità. In tale ottica a breve si terrà una riunione richiesta dai due sindaci con una lettera inviata al sindaco della città metropolitana, al prefetto e al Genio Civile. Nella missiva, pur condividendo la necessità di realizzare in sicurezza un'opera pubblica certamente prioritaria, hanno evidenziato 3 problematiche che praticamente rendono impraticabile la chiusura del ponte. La prima, scrivono i 2 amministratori locali, attiene alla tutela della sanità pubblica, in quanto l'esecuzione del provvedimento causerebbe un'interruzione lungo una fondamentale direttrice utilizzata dai mezzi di soccorso per il collegamento con l'unico servizio di emergenza-urgenza funzionante sul territorio comprensoriale con circa 150.000 residenti, il servizio di pronto soccorso del presidio ospedaliero di Milazzo. E in tale ottica si evidenzia che pure il commissario straordinario dell'ASP di Messina, con una nota inviata ai sindaci dei comuni di Barcellona, Pozzo di Gotto e di Milazzo, ha espresso vive preoccupazioni circa le conseguenze connesse alla chiusura dell'arteria, in
imprescindibile per garantire l'accessibilità ai numerosi servizi sanitari ospedalieri e distrettuali diramati su tutto il territorio all'utenza compresa tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. L'altra motivazione è relativa alla sicurezza pubblica e privata e si correla agli interventi in emergenza eseguiti dal personale e dai mezzi del distaccamento dei vigili del fuoco di Milazzo. In terzo luogo, Midili e Calabrò evidenziano che l'asse stradale, in riferimento indubbiamente, costituisce via di fuga per la popolazione in ipotesi di calamità, peraltro in un'area ad alto rischio industriale anche per la presenza di impianti di elevata pericolosità. A tal riguardo, scrivono, è ancora viva la memoria delle migliaia di cittadini in fuga proprio lungo la strada provinciale 75B la notte del 27 settembre 2014, quando un incendio di vaste proporzioni si sviluppò in un serbatoio di stoccaggio della raffineria di Milazzo. Vi è infine, si legge ancora nella lettera, una quarta ragione di ordine economico, non per questo meno importante. La strada provinciale 75B è l'unico percorso stradale lungo il tratto costiero che da Milazzo giunge almeno sino a Portorosa e collega dunque gli insediamenti a più elevata densità di presenze turistiche di tutto il comprensorio. L'interruzione della circolazione disposta dall'ordinanza impedisce gli spostamenti dell'utenza, degli esercizi commerciali e dei locali ricettivi e pertanto risulta idonea a concorrere immediatamente a significative perdite di fatturato e di reddito per il tessuto imprenditoriale locale. Grande successo per la prima di La Roba al Teatro Pirandello di Agrigento con Enrico Guarneri. Vediamo. Cominciato dalla Sicilia, il tour ha fatto un bel giro per lo stivale, ora si ritorna in Sicilia. Esatto, per un complessivo di credo una sessantina di repliche, adesso torniamo in Sicilia, prima tappa Agrigento, poi abbiamo una toccata e fuga in Calabria e poi Città della Notte Augusta, poi va un po' a riposo per andare poi a Palermo per 10 giorni. Con il teatro dedicato a Luigi Pirandello, nella città che ha dato i Natale a Luigi Pirandello, Andrea Camilleri, mancava solo Verga a questo punto. Mancava Verga, c'è anche Sciascia che mi pare che è dei paraggi, quindi abbiamo voglia. Questa è una terra che partorisce grandi scrittori, grandi pensatori. Certo, Giovanni Verga, come del resto Pirandello, come del resto anche Camilleri, appartengono non all'Italia, ma io direi all'Europa, al mondo intero. Quindi per noi è un onore e una grande responsabilità venire in questo piccolo tempio, in questa piccola bomboniera che è veramente affascinante. È uno spettacolo che ha avuto una rivisitazione, una roba raccontata in un modo un po' diverso. In che modo? Sì, la regia di Guglielmo Ferro, in accordo con la drammaturgia tracciata, scritta da Micaela Miano, Guglielmo è il figlio del grande Turiferro, ha fatto sì che la novellina, perché è molto breve, della Roba, diventasse cornice, all'interno della quale cornice ci sono gli accadimenti della novella Ieli il Pastore e della novella Nedda, infilati dentro e tutto filtrato, visto attraverso gli occhi, la testa, la mente di Mazzarò, protagonista della Roba. Io dico che forse è meglio spararsi un colpo di schioppo qui forte nella testa, in questa testa che mi fa. È uno spettacolo che piace al nord come al sud? Sì, devo dire che il sud già è un po' più edotto in materia, un po' più. Al nord veramente per loro era scioccante vedere la durezza di questo macigno che è Mazzarò, che si scontra con altri macigni, li spacca tutti, però alla fine spacca se stesso pure, e quindi il famoso ciclo dei vinti. È una bella emozione interpretarlo? È una bella emozione,
perché è uno spettacolo che parla della nostra storia, delle nostre radici. Appunto il ciclo di vinti di Verga è qualcosa che si studia nelle scuole e che fa parte della nostra letteratura, quindi dà lustro. Io interpreto in questa pièce, faccio praticamente la voce del popolo, la voce del coro di questi contadini per i quali anche solamente un tozzo di pane e una minestra sono la vita praticamente, perché qua non si parla di vivere ma di sopravvivere. Giorno per giorno non esiste futuro, non esiste infatti in siciliano non esiste il futuro. E qua proprio è il classico esempio della vivere la giornata, cioè io lavoro, mi spacco la schiena per avere quel po' di cibo che mi serve per portare poi avanti la giornata e basta, poi domani è domani. Potrebbe piovere, potrei anche non mangiare domani, ma non c'era in quel tempo la mentalità che abbiamo oggi, cioè di accumulare poi per far costruire un futuro, mentre Mazzarò è lungimirante, lui accumula roba su roba, accatasta roba, ma alla fine non se la può portare nella tomba. Senti, oggi che cos'è la roba per i siciliani? È cambiato molto o ancora la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. La roba era veramente sudata prima, nel senso che quest'uomo che veniva dal niente, rispetto ai nobili, che appunto chiama minchioni perché avevano già tutto e non dovevano fare fatica, quest'uomo riesce a fare un impero sempre tra virgolette, parliamo di campagna, no? Per oggi per le persone la roba sono cose che sembrerebbero a un Mazzarò sembrerebbero superflue, cioè avere la roba e avere quello che è in più, di cui possiamo fare a meno. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.